reazioni è il caso Verona dopo l'exploit del centro-sinistra e di Tommasi al primo turno. Già iniziate le febbrili prove di dialogo tra Sboarina e Tosi nel centrodestra lacerato. Interviene anche Salvini, si parlino. Il trionfo di Giordani a Padova è da record il sindaco più votato negli ultimi 30 anni in città. Il PD, primo partito, festeggia. Nel centrodestra tornano le voci critiche nella Lega. Non solo Verona, il 26 giugno la sfida del ballottaggio anche a Jesolo. Feltre tiene 2 settimane di tempo per trovare la strategia vincente al secondo turno. E a Cortina il nuovo corso di Gianluca Lorenzi che chiude l'era ghedina e sulle Olimpiadi avverte: non vogliamo subirle. Una diretta non stop con tutti i risultati, i protagonisti della sfida del voto e le analisi politiche, record di ascolti ieri per la maratona elettorale di Antenna 3. Doppio femminicidio di Vicenza, venerdì funerali di Lidia uccisa con 4 colpi di pistola dall'ex marito che si è poi tolto la vita attesa per l'addio all'altra vittima. Balzo dei contagi in Veneto, la Marca trevigiana registra il maggior incremento. Il direttore generale Benazzi: siamo la provincia dove si è vaccinato meno per la presenza dei Novax. E sono stati 20.000 ieri pellegrini transitati in Basilica a Padova per la festa di Sant'Antonio. Riviviamo quelle emozioni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Ieri lo spoglio che tra l'altro vi abbiamo raccontato, oggi le prime reazioni e c'è lo psicodramma che si sta vivendo soprattutto in casa centrodestra a Verona. Partiamo proprio da qui perché proprio a Verona ci sono le prime prove tecniche di dialogo tra Tosi e Sboarina. Noi l'abbiamo detto settimane fa, l'ha detto anche Forza Italia, consideravamo queste elezioni per quanto riguarda il centrodestra le primarie, quindi 2 candidati centrodestra, Tosi e Sboarina. E quindi adesso sarebbe normale che il centrodestra si unisse per provare a vincere a Verona. Per ora da parte di Sboarina, da parte di Fratelli d'Italia non c'è stata nessuna risposta in questo senso. È vero che è anche lunedì sera, quindi può darsi che uno debba riflettersi a mente serena e valutare il da farsi. E si vede che la notte ha portato consiglio in casa centrodestra, visto che a metà giornata è lo stesso Tosi a dire che contatti ci sono stati, ma non direttamente con Sboarina. È chiaro che nonostante l'esclusione un po' a sorpresa dal ballottaggio, sia lui, il già 2 volte sindaco di Verona, il più corteggiato di queste ore. La sua lista personale infatti ha ottenuto quasi 4 punti in più rispetto a quella della Lega, non un dettaglio. Il sindaco uscente ha fatto poco, perché un sindaco uscente che si ripropone e prende un voto su 3, perché se uno guarda i voti di Sboarina, i voti di Tommasi, i voti di Tosi, viene fuori che il sindaco uscente ha un voto su 3. Il sottoscritto, quando si ripresentò nel 2012, rivincemmo al primo turno senza alcuna difficoltà. Che non scorra buon sangue tra Tosi e Sboarina lo si capisce anche dalle parole dello stesso sindaco uscente a margine della conferenza stampa di commento al voto che si è tenuta a Palazzo Barbieri. Flavio Tosi lo sentirà? Ma questo io parlo con Forza Italia perché il riferimento è quello, dopodiché vedremo, insomma. Quindi lei dice: in queste 2 settimane io lavorerò per recuperare il centrodestra, il popolo del centrodestra. Ma io mi rivolgo ai cittadini veronesi di area di centrodestra, perché questo è fondamentale. È il 60% dell'elettorato veronese. Io ai cittadini veronesi mi devo, dal mio punto di vista, rivolgere. Di fronte al rischio di perdere Verona interviene in giornata lo stesso leader leghista Salvini. Se il centrodestra tiene a Verona bisogna parlarsi. Io parlo anche con gente che non mi sta simpatica, però fa parte del mio lavoro, non è un segretario, sono entrati in maggioranza. E quindi su Verona spero che si parlino Sboarina e Tosi. Quanto a Forza Italia, che ha sostenuto Tosi, il riallineamento è già in corso e così tra i 2 storici litiganti il terzo ovviamente gode e per il momento sembra non strizzare l'occhio al pacchetto di voti tosiano. Abbiamo fatto capire chi siamo, cosa vogliamo fare per Verona, cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime 2 settimane, dobbiamo parlare di futuro. Non ci sono invece dubbi a Padova, dove il vincitore assoluto è Sergio Giordani. Pensate, il sindaco più eletto nella città del Santo negli ultimi 30 anni. Sono grato alla città, grazie. Non so.
Quindi ancora più convinto che quello che ha fatto in questi 5 anni, insomma, è piaciuto ai padovani. Hanno apprezzato, penso, i padovani, quel lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. È la parola insieme che ha caratterizzato la sua campagna elettorale, quella che Sergio Giordani usa appena avuta la conferma della sua rielezione, sfiorando il 59% dei consensi, oltre 20.000 preferenze in più rispetto allo sfidante Peghin. La riconferma di Giordani è un successo che lo incorona primo cittadino padovano più votato degli ultimi 30 anni. Più responsabilità ancora, devo stare molto attento, più responsabilità, un periodo difficile, arriva purtroppo, c'è ancora in procinto questa maledetta guerra, per cui dobbiamo fare attenzione. Festeggiamenti e poi subito al lavoro per formare la nuova squadra, il PD, primo partito della città. Giordani conta poi su un buon risultato della sua lista che ottiene il 17,28% dei consensi, mentre Coalizione Civica si ferma al 5,95%. Per i prossimi 5 anni l'obiettivo è continuare a lavorare per la città in un clima di collaborazione e senza liti. A me non piace chi dilegge la città è sacra. La città è sacra, uno non può dileggiare la città, non può dire che c'è spazio, che è del degrado. O uno abita in un'altra città, oppure per qualità, ognuno dice le sue sciocchezze in campagna politica. Io cerco di evitarlo. Giordani ringrazia la città, i padovani, la sua squadra, ma l'abbraccio più forte è con la famiglia e la moglie Lucia, presenza discreta, sempre al suo fianco per sostenerlo. Va bene così. Domani una proclamazione intanto, a quanto pare, mi hanno detto dobbiamo aspettare domani. Domani? Vabbè, intanto non guardi, è stato un periodo un po' impegnativo. Io ero agitatissima, poi vabbè. Lui imperturbabile. Avere una famiglia dietro le spalle che aiuta, che ti sorregge in molte difficoltà, che veramente fa la differenza. Mancano qua 4 nipoti miei, però vi garantisco che la mia famiglia è una grande famiglia. Mi aiuta sempre in queste scale e sono molto orgoglioso di loro. Grazie. Queste le emozioni del sindaco Giordani, ma è l'intero Partito Democratico a cantare vittoria. Nella rielezione di Sergio Giordani, la presenza del Partito Democratico, che ha cambiato segretario nel gennaio di quest'anno, è stata discreta ma costante e sembra aver dato un valore aggiunto, visti i risultati, alla candidatura e quindi alla riconferma del primo cittadino padovano, una spinta positiva che si è vista anche a Verona con Damiano Tommasi che andrà al ballottaggio. Mettendo al centro le nostre proposte sulla sanità, sui servizi pubblici, sull'autonomia, sull'impresa e la nostra capacità di fare unità con le altre forze politiche e civiche che possono riferirsi al centro-sinistra. Sergio Giordani ripete spesso di essere un sindaco civico non legato a doppio filo ai partiti ma solo ai cittadini. Questo non significa, secondo i dirigenti del PD, allontanarsi dai partiti, ma gestire il rapporto con buon senso e senza eccessi. Siano due personalità che hanno un forte radicamento con la città e il PD è riuscito a essere un soggetto federatore di un'ampia alleanza, quindi abbiamo scelto le personalità migliori e non c'è nessuna contraddizione tra avere un candidato civico così forte che parla alla città ed essere sostenuto da una forza come il PD che si dimostra essere poi il perno di queste coalizioni. E adesso il PD pensa al futuro, che significa puntare alla guida della regione nel dopo Zaia, sulla scia di Padova e Verona. Il PD rinasce dalle città, da questo risultato. C'è ancora un grandissimo lavoro da fare, bisogna farsi trovare pronti alle prossime elezioni regionali con un programma, un progetto comune di un'alleanza. Si leca invece le ferite, il centrodestra padovano volano, cominciano anche a volare gli stracci. Una voce particolarmente critica è quella di Marcello Bano, esponente leghista e sindaco di Noventa Padovana. Potevamo fare un bel lavoro con un altro candidato, l'avevo detto, ma gliel'avevo detto anche lui direttamente, una persona per bene che però non capisce che la politica è altro, cioè che non basta avere i soldi per vincere, saranno anche quelli, ma serve un progetto, bisogna costruire un percorso prima di anni. Responsabilità del partito ma soprattutto del candidato. No, il primo è il candidato perché nessun partito gli ha puntato una pistola alla testa quando
per candidarsi, quindi ha fatto bene a assumersi le responsabilità. La responsabilità è innanzitutto quando un candidato perde è del candidato. Di fatto la Lega non è più rappresentante al Consiglio Comunale perché Ubaldo è un carissimo amico, gli voglio bene, ma lui non è della Lega, cioè lui ha un percorso completamente diverso. E l'altro esponente che è entrato in Consiglio ha girato diversi partiti, se però la condizione è che diventa leghista perché si fa la tessera, no, siamo completamente fuori strada. La Lega purtroppo è dal 90 che era in Consiglio, non ci sarà più. Da dove si riparte? In questo momento non so quello che rimane a Padova come Lega. E bisogna ricostruire, bisogna partire da più sezioni su ogni quartiere e soprattutto ripartire dalla partecipazione. Un'analisi è davvero impietosa e la situazione è diametralmente opposta a Belluno, dove invece il primo turno ha vinto il centrodestra con Oscar De Pellegrin. Olimpiadi, dice De Pellegrin, treno da non perdere. Guardandomi all'interno come sono abituato, mi sono detto: hai fatto il possibile, sei stato rispettoso con i tuoi avversari? Sì, e allora da lì io sono l'uomo più tranquillo del mondo, come ho già affrontato tanti altri di questi momenti, magari in condizioni diverse, in palcoscenici diversi, ma è giusto così. Si è dovuto aspettare la mezzanotte per avere l'ufficialità di un verdetto senza appello, ma Oscar De Pellegrin, da ex campione paralimpico di tiro con l'arco, ha mantenuto calma e concentrazione fino alla fine, centrando l'obiettivo al primo turno e fermandosi al 50,7% dei consensi, oltre 20 punti percentuali in più rispetto a Giuseppe Vignato, sostenuto tra gli altri dal PD, che a sua volta ha distanziato di 12 punti l'altra contendente, Lucia Olivotto, seconda anima di un centro-sinistra che si è presentato balcanizzato. Niente ballottaggio dunque all'ombra della Gusela, dove alla promessa di cambiamento si aggiunge quella di un rilancio all'insegna delle Olimpiadi e per De Pellegrin, visto il curriculum, non potrebbe essere altrimenti. Io la vedo come una grande opportunità, ecco, è un treno che passa e passa dopo tantissimi anni, quindi 70 anni ora, chissà quando ripasserà, quindi bisogna che il capoluogo insieme alla provincia, tutti gli enti preposti siano pronti, ecco, ad accogliere e sfruttare, ecco, sicuramente questa opportunità. Lucia Olivotto, già vice sindaca uscente, è pronta a esercitare il suo nuovo ruolo nell'assemblea di Palazzo Rosso. Avremo un gruppo consigliare di 4 persone e quindi siamo pronti a fare il nostro lavoro tra le file della minoranza e saremo a disposizione per collaborare sui temi buoni che ci stanno a cuore per la nostra città, ma al tempo stesso saremo anche pronti a stigmatizzare le cose che noi non condividiamo. Primo partito a Belluno è Fratelli d'Italia, che stacca PD e Lega. Chiaro che con il voto di domenica sia cambiata radicalmente la geografia politica cittadina. Resta un dato, quello della disaffezione. A Belluno si è presentato al voto meno di un cittadino su 2, poco più del 46,5% del totale, un dato che fa riflettere sia maggioranza che nuova opposizione. Disaffezionarsi alla politica, in particolare alle scelte amministrative locali, direi che è essenzialmente fondamentalmente un errore. Insomma, bisogna partecipare, dare il proprio contributo in modo da contribuire a definire quelle che sono le scelte del proprio comune nel prossimo futuro. E rimaniamo nel bellunese per parlare del ribaltone che ha interessato Cortina da un pezzo, con le prime dichiarazioni che già fanno discutere del nuovo sindaco Gianluca Lorenzi. Cortina non deve subire le Olimpiadi, queste le sue parole. La gente di Cortina voleva un'amministrazione più vicina al paese e non lontana, che non fosse solo focalizzata su quello che è l'evento olimpico, che sicuramente è importante perché è un sine qua non per tutta una serie di sviluppi che andremo a vivere a Cortina, ma volevano un sindaco che fosse vicino a quelle che sono le problematiche di un paese. Siamo molto legati al territorio e al rispetto del territorio. Saremo maggiormente puntuali su tutte quelle che saranno le iniziative volte a sviluppare, diciamo, sul territorio le Olimpiadi, e quindi di conseguenza una tutela del territorio, non a prescindere dell'evento, ma comunque un giusto equilibrio su tutto quello che è il nostro ambiente, che è il sine qua non ed è soprattutto la nostra ricchezza. Diciamo che per quanto riguarda la parte di viabilità, diciamo, non abbiamo dovremmo avere voce in capitolo, però essendo l'ANAS che finanzia le cose e sottocommissario, diciamo, la strada
è abbastanza tracciata, ma quello che appunto vogliamo fare noi è tutelare il territorio, quindi vedere eventualmente la possibilità di fare delle modifiche se servono, ma sicuramente dobbiamo cogliere l'opportunità, perché o la prendiamo adesso o rischiamo di non risolvere più quello che sarà la parte, diciamo, di traffico. Sicuramente c'è sul tavolo il progetto, diciamo, del nuovo impianto di salita, all'interno del quale ci saranno 870 posti auto, e quello sicuramente sarà una bella valvola di sfogo per quello che è il traffico parassita, e quindi già da quel punto di vista là, secondo me, Cortina otterrà degli ottimi risultati. Il turismo, io sono convinto che vada comunque sempre gestito, perché nel momento in cui non lo si gestisce poi rischia di sfuggire di mano. E per quanto riguarda la parte estiva, forse è meno caotico, nel senso che abbiamo una clientela che sta meno giorni, più turisti, diciamo andata diciamo 1 o 2 giorni, e quindi diciamo al di là del mese di agosto la gestione è abbastanza semplice. Per quanto riguarda il comparto invernale invece sicuramente è una situazione, diciamo, più delicata, perché sia dal punto di vista dello sgombero neve, che può causare sicuramente delle problematiche dal punto di vista del parcheggio e della viabilità, però come dicevo va sempre gestito a prescindere. L'altra capitale turistica del Veneto, Jesolo che va al ballottaggio, e la sfida interna al centrodestra. Christopher De Zotti 44,90%, Renato Martin 39,22%. Ripartirà da qui tra un paio di settimane la corsa per l'amministrazione di Jesolo nei prossimi 5 anni. Tra i comuni al voto nella città metropolitana di Venezia, Jesolo è l'unico che dovrà ricorrere al turno di ballottaggio il 26 giugno per conoscere il nome del nuovo sindaco. Siamo molto felici, il dato conferma le nostre previsioni, quindi assolutamente in linea con tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, e il vantaggio è importante. Ovviamente il cauto ottimismo ci porterà nelle prossime settimane a non vivere di allori, ma continuare quel percorso che abbiamo fatto in tutte queste settimane. Noi siamo convinti che ci siano forti margini per recuperare quei pochi punti che abbiamo di differenza. Del resto lo abbiamo già fatto anche in precedenza. Nel 2002 abbiamo recuperato 11 punti di svantaggio, quando Francesco Calzavara è stato eletto la prima volta. La stessa cosa è avvenuta nella mia prima elezione. In ballo, astensione permettendo, ci sono anche i voti degli altri 2 candidati, Roberto Rugolotto del PD 12,71% e Antonio Lunardelli di Jesolo in Movimento al 3,29%. Quello tra De Zotti e Martini è un derby interno al centrodestra, un centrodestra che appare diviso sul tema continuità e discontinuità di amministrazione. Noi abbiamo nei mesi di trattative cercato di far passare un messaggio che era quello che Jesolo chiedeva una discontinuità rispetto al passato, un messaggio di cambiamento. Alla luce dei risultati odierni penso che il messaggio più corretto nel tavolo di centrodestra fosse quello nostro. Noi pensiamo che il centrodestra che abbiamo costituito con la mia candidatura sia un centrodestra moderato, quindi dia la possibilità di abbracciare la gran parte dell'elettorato moderato, di grande concretezza ed esperienza fatta appunto in tutti questi anni, sia dall'amministrazione mia precedente sia quella successiva di Calzavara e poi anche l'ultima. Ballottaggio in vista anche a Feltre, dove è testa a testa per il Colle delle Capre tra Adis Zatta del centrosinistra e Viviana Fusaro, espressione invece del centrodestra, 45% la percentuale raggiunta da Zatta, esponente dell'amministrazione uscente, oltre il 47% per Fusaro. Ballottaggio anche nel Vicentino a Tiene tra Gian Antonio Giampi, Michelusi e Manuel Benetti. Benetti ha raggiunto il 30,96% dei consensi, Michelusi il 49,23%, mancando il quorum per una manciata di voti, circa una cinquantina. Tutti frammenti, tutte emozioni che vi abbiamo raccontato ieri rigorosamente in diretta, in una maratona elettorale dal grande successo di ascolti. Allora abbiamo anche i collegamenti ovviamente da Verona, da Padova, da Belluno in particolare. La politica a 360 gradi, dallo spoglio delle schede ai primi exit poll, la voce dei partiti e quella della gente raccolta sul territorio e poi in studio l'analisi del voto con i principali esponenti della politica veneta. La lunga maratona elettorale di Antenna 3 ha fatto il pieno di ascolti ieri, posizionandosi ancora una volta al primo posto tra le televisioni locali del Veneto. Una diretta non stop condotta negli studi di Antenna 3 che hanno ospitato decine di rappresentanti
importanti della politica del territorio. Da Belluno con la sfida della città capoluogo, Feltre, Cortina, fino a Verona con la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Padova che consolida il sindaco Giordani e il veneziano che porta al ballottaggio il comune di Jesolo. Il punto tra conferme e volti nuovi, la necessità di interpretare i dati sull'affluenza mai così bassi, sempre con un filo diretto con i telespettatori grazie ai messaggi ricevuti e mandati in onda. Ogni giorno quasi 1 milione di persone sceglie le 3 televisioni del gruppo Media Nord-Est e ieri durante la maratona elettorale Antena 3 si è confermata leader segnando un record assoluto. Un successo che ci spinge a fare ancora meglio il nostro lavoro, raccontare un territorio attraverso la voce di chi lo abita, interpretare i dati e riportare il messaggio che le urne hanno dato anche questa volta alla politica. Voltiamo pagina, c'è un dato del quale dobbiamo darvi conto, quello relativo al Covid, perché c'è un balzo nei contagi. Maglia nera alla provincia di Treviso. 3.706 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Dopo settimane di tregua, il bollettino di azienda zero torna a preoccupare con un'impennata di contagi che non si registrava da mesi, considerando che durante il periodo estivo, forte dell'esperienza passata, solitamente la circolazione del Covid rallenta. A livello territoriale, la Marca Trevigiana a registrare il maggior incremento con 850 positività in più rispetto al bollettino di ieri. In provincia aumentano anche gli altri indicatori. Siamo ormai oltre 270 positivi su 100.000, abbiamo un aumento dell'RConT che sarebbe appunto le persone ricoverate rispetto al numero di contagi, che anche questo in aumento, siamo a 0,90. Una spiegazione al dato trevigiano la fornisce il direttore generale guardando ad un altro fattore. Siamo sicuramente quelli che si sono meno vaccinati col discorso dei Novax e abbiamo noi la percentuale più alta del Veneto di persone che non si sono vaccinate. Benazzi però parla di situazione sotto controllo, spiegando come i pazienti ospedalizzati siano Covid per caso, cioè scoprano la propria positività al momento del ricovero dovuto a gravi patologie. Difficile per ora dare una lettura di questa nuova impennata, solo il tempo potrà confermare se si tratti di un dato isolato o se sia un primo campanello d'allarme di una recrudescenza del virus. Intanto l'ULSS si tiene pronta ad ogni scenario, anche con la propria organizzazione ospedaliera. Non possiamo però pensare di dismettere dei posti letto, perché immaginiamo ci sarà anche durante l'estate un po' di persone che diventeranno positive, magari fragili che diventeranno positive. Ecco perché è importante l'appello che le persone fragili, gli over 80, si vaccinino. La cronaca, fissati i funerali di Lidia, la mamma 42enne assassinata a Vicenza. Si svolgeranno venerdì alle 10 alla chiesa serbo-ortodossa di Via Misericordia a Vicenza i funerali di Lidia Milikovic, la mamma 42enne, freddata in via Vigolo a colpi di pistola dall'ex marito Zlatan Vasiljevic l'8 giugno. Sarebbero 4 i colpi di pistola andati a segno, esplosi dal killer che prima di uccidere Lidia aveva colpito a morte Gabriella Serrano, sua ex compagna, con un proiettile alla testa. Poi consumato la mattanza in via Vigolo per concludere la folle fuga togliendosi la vita. A breve dovrebbero essere fissati anche i funerali di Gabriela, che risiedeva nel Padovano. Continuano intanto le indagini coordinate dalla Procura Berica, presto al vaglio degli ispettori del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, la documentazione relativa all'iter giudiziario a carico del pluriomicida Zlatan Vasiljevic. Intanto non si placa il dolore dell'intera comunità, parenti, amici, ma anche semplici cittadini che qui in via Vigolo continuano a portare fiori e poesie per ricordare Lidia. E quel sorriso che ora campeggia tra fiori, frasi e peluche viene richiamato nell'epigrafe. Il tuo sorriso ha illuminato le nostre vite, si legge, e la tua luce risplenderà sempre nei nostri cuori. La salma di Lidia, dopo la celebrazione, verrà portata per la sepoltura al cimitero di Schio, dove si era trasferita con i figli a casa dei genitori. Ieri la grande festa di Sant'Antonio a Padova. Riviviamo alcune di quelle emozioni. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente
la giornata di festa di Sant'Antonio. Si è stupito perché non credevo che ci fosse già così tanta gente ad aspettare fuori. Sono solo le 5:30 e di solito le persone fanno altro a quest'ora, quindi una bella emozione, certo. L'apertura della porta in Basilica segna l'inizio della lunga giornata di devozione ed emozione per Sant'Antonio, raccontata e vissuta passo passo in diretta con ascolti da record su Rete Veneta, canale del nostro network Media Nord-Est. Una grande festa per il santo tra i più amati del mondo che unisce le genti sotto il suo messaggio di pace. Fin dal primo mattino sono stati migliaia i pellegrini in coda per un passaggio alla tomba e per ascoltare le messe. A fine giornata sono stati 20.000 i pellegrini transitati in Basilica, 60.000 in tutto, se si sommano quelli arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo nei giorni della Tredicina. Dopo 2 anni torna finalmente la processione per le strade della città. Reliquia della lingua e delle corde vocali. Come vedete comincia ora la processione, passaggio ormai compiuto sull'infiorata. Una giornata di preghiera, di fede, di immagini meravigliose come l'infiorata che ritrae la tela di Campo San Piero con Sant'Antonio e che si è conclusa alle 22:30 con la chiusura dei portoni, la benedizione e l'arrivederci al prossimo anno. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga, rivolga su di voi il suo sguardo, vi doni la salute, la serenità e la pace. Per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci all'anno prossimo, buonanotte. Dal Veneto è quindi tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Si consolida sempre di più l'anticiclone africano, contesto dunque buono, con qualche nota instabile sui monti. Vediamo il dettaglio di mercoledì 15 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, a tratti qualche moderato addensamento. Nelle ore più calde della giornata possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi, acquazzoni che potranno espandersi localmente anche alle zone adiacenti. Caldo in intensificazione con temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui soleggiato. Nel pomeriggio in montagna locale nuvolosità e non sarà del tutto escluso anche qualche isolato e breve rovescio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, quantomeno al mattino, perché a seguire avremo rovesci sparsi ma piuttosto frequenti. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.